Grazie, buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti. Ringrazio i qui presenti Cristiano Samueli, Ordine dei Medici di Venezia. Ringrazio Paolo Sarasin, l'Ordine dei Medici sempre di Venezia, e Giuseppe Palmisano, segretario FIMG Veneto. So che in collegamento, e ringrazio, c'è Giovanni Leoni, che è presidente CIMO Veneto, e Guglielmo Frapporti, dottor Guglielmo, del medico di famiglia. Allora ringrazio appunto tutte le persone che sono collegate e partirei in attesa anche delle colleghe che sono in commissione e dovrebbero arrivare a breve. Con l'approvazione all'unanimità di questa legge statale a iniziativa regionale si vuole istituire la specializzazione universitaria per i medici di medicina generale. E quindi facciamo un primo passo deciso verso una sanità più vicina ai cittadini, più moderna e capace di rispondere alle nuove sfide del nostro tempo. Vogliamo prima di tutto però partire da un riconoscimento doveroso. In questi anni la Scuola di Formazione Regionale del Veneto ha formato medici di medicina generale, quindi medici nostri di famiglia, molto competenti e professionisti che ogni giorno sono un punto di riferimento per i cittadini tutti. Tuttavia, oggi non possiamo ignorare la difficoltà crescente nel reperire nuovi medici. In Veneto ci sono 350 medici in meno rispetto al 2019, nonostante una popolazione che invecchia e che ha bisogno sempre di più di interventi. Il 41% dei posti disponibili nella scuola di formazione resta vuoto. Questo ci dice che serve fare un passo di qualità, equiparare le borse di studio, riconoscere pari dignità accademica e professionale alla medicina generale, offrire ai giovani medici non solo formazione, ma anche possibilità di carriera, di ricerca e di sviluppo. È per questo che puntiamo su una specializzazione universitaria vera, strutturata, con il coinvolgimento diretto delle università, dei medici esperti e del territorio. La medicina generale deve tornare ad essere una scelta di valore e non di ripiego, perché il medico di famiglia è il cuore del sistema sanitario territoriale, è colui che conosce la storia clinica del paziente e della famiglia. Ne segue l'evoluzione nel tempo, previene le complicanze e fa tutto quello che serve per una presa vera in carico della persona. E poi monitora e gestisce le patologie croniche riducendo la necessità di interventi ospedalieri, intercetta precocemente i segnali di malattia, attivando percorsi diagnostici e terapeutici tempestivi. Evita accessi inappropriati al pronto soccorso, offrendo risposte adeguate e tempestive ai bisogni di salute quotidiana che tutti noi abbiamo. Coordina l'assistenza con i specialisti, servizi domiciliari e sociali, costruendo una rete attorno al paziente, soprattutto se anziano e fragile. Promuove la prevenzione attraverso gli screening, vaccinazione, educazione sanitaria e stili di vita. E poi non dimentichiamo, cosa fondamentale, il rapporto di fiducia con il cittadino, col paziente, per cui è portato ad ascoltare il nostro medico di famiglia. Una medicina generale moderna, formata e valorizzata significa meno ospedalizzazione, meno costi sanitari, più salute e più prossimità. Adesso presenteremo alcuni dati per cui è servito depositare questo progetto di legge. Allora, se noi facciamo un confronto, l'Italia e il Veneto, il numero di pazienti per medico di medicina generale, la media nazionale è di 1335, quando la media invece di un medico, del numero di pazienti di un medico veneto, è di 1524, quindi più il 14%. Nel 2019 avevamo 3.070 medici in Veneto, oggi ne abbiamo 2.721, vuol dire che in pochi anni abbiamo così 349 medici in meno, nonostante l'aumento delle necessità.
Basta guardare anche le zone carenti, noi nel 2019 ne avevamo 343, oggi ne abbiamo 728 di zone carenti in Veneto. Per quanto riguarda il corso in medicina generale, i partecipanti al bando su borse finanziate sono in Veneto il 41% in meno rispetto a quelli che sono i posti liberi e siamo in una posizione molto elevata rispetto a quello che è la media nazionale. Quindi in breve cos'è che proponiamo con questa legge? L'istituzione della specializzazione in medicina generale con la durata di 4 anni, le borse di studio in linea con quelle delle altre specializzazioni, l'equipollenza dei corsi di formazione già effettuati, le maggiori opportunità di carriera per i giovani medici o comunque per tutti quelli che ovviamente sono in medicina. Perché è importante intervenire subito? Garantire, vogliamo, una maggiore attrattività della professione del medico di famiglia, del medico di medicina generale, potenziare la prevenzione e limitare gli accessi in codice bianco al pronto soccorso. Sappiamo che in Veneto abbiamo circa 2 milioni di accesso all'anno e di cui il 60% sono codici bianchi. Se noi avessimo avuto un filtro maggiore e una presenza maggiore di medici di famiglia, di medici di medicina generale nel nostro territorio, sicuramente non avremmo avuto questo numero di accessi, e offrire condizioni di lavoro migliori ovviamente ai nostri medici, partendo da una cosa che ovviamente questa legge non prevede, ma che noi stiamo chiedendo da tempo, che è il supporto amministrativo complessivo per loro nel loro studio, perché sappiamo che una buona parte del lavoro che loro portano avanti è soprattutto burocrazia e noi dobbiamo fare in modo che il medico faccia il medico e l'amministrativo faccia l'amministrativo, per cui insomma diventare anche più attrattivi in questo senso per il tipo di lavoro e la qualità che ovviamente noi vogliamo dare a loro, perché il medico di famiglia, il medico di medicina generale è il nostro futuro e non vogliamo che finisca. Grazie. Grazie mille. Allora, io lascerei adesso la parola a Cristiano Samueli, che è ovviamente della FIMG di Venezia, e lascerei per un intervento. Grazie. Allora, buongiorno a tutte e a tutti. Sono qui in veste di vicepresidente dell'Ordine dei Medici di Venezia e come Ordine dei Medici intanto ringraziamo il Consiglio regionale che ha votato all'unanimità questa proposta di legge, ringraziamo appunto la Giunta, ringraziamo anche maggioranza e minoranza che hanno ritenuto importante portare avanti anche a livello nazionale questa proposta. Per quanto riguarda l'ordine siamo contenti perché comunque l'ordine dei medici verrà anche a livello nazionale verrà chiamato in causa per quanto riguarda gli accordi, anche le intese che verranno fatte con il Ministero dell'Università e col Ministero della Salute, e questo è importante, quindi anche un riconoscimento importante dell'Ordine di Medici, e soprattutto quello che ci piace e che ci interessa all'interno di questa legge, proposta di legge, è il fatto che ci parla di formazione e di rete formativa, che per noi è importante per quanto riguarda i medici e poi i futuri medici di medicina generale. Quindi grazie ancora anche al lavoro che ha fatto anche la consigliera Bigon in questi anni per portare avanti questa proposta di legge, e anche ovviamente a tutto il gruppo del Partito Democratico regionale Veneto. Quindi grazie ancora e buon lavoro. Grazie a Cristiano Samueli. Lascerei adesso la parola, che ringrazio di essere presente, Paolo Sarasin, sempre dell'Ordine dei Medici di Venezia. Grazie. Buongiorno, io sono il segretario dell'Ordine dei Medici di Venezia. Vorrei esprimere il mio apprezzamento per questo progetto di legge della Regione Veneto, in quanto è nella direzione di una promozione della scelta dei giovani medici per questa professione. Il punto è che attualmente il giovane medico vede la medicina generale al momento di laurearsi come il parente povero delle discipline sanitarie, mentre invece la medicina generale
è importantissima in quanto è il principale sostegno del Servizio Sanitario Nazionale, quindi un'importanza primaria per tutti i cittadini. Occorre cambiare questo punto di vista del giovane medico in modo che possa scegliere di fare il medico di medicina generale e certamente dare dignità al percorso formativo della medicina generale, equiparandolo a una specializzazione universitaria, sicuramente aumenta l'attrattività e va nella direzione giusta. Poi si è sempre detto, certo è una disciplina molto diversa dalle specialità, diciamo, tradizionali, con caratteristiche molto peculiari, ma non è che questo sia un ostacolo, cioè non è che si parte da zero. Ci sono i trienni nelle varie regioni, ci sono le società scientifiche, credo che sicuramente ne verrà fuori un buon percorso formativo. Oltretutto i 4 anni sono un anno in più del percorso che c'è adesso. Quindi sicuramente siamo favorevoli, insomma, a questo progetto di legge. Grazie. Grazie al dottor Paolo Sarasin, grazie mille per l'intervento. Lascerei adesso la parola, che ringrazio appunto di essere qua, il dottor Giuseppe Palmisano, che è segretario FIMG Veneto. Grazie mille. Allora, grazie a tutti voi, buongiorno a tutti, grazie al consigliere Bigon per l'invito e anche agli altri componenti del Consiglio. Sono molto contento di essere qui perché è un'occasione importante per la medicina generale. Direi che è un bel passo in avanti. Tutto ciò che si fa per il bene della medicina generale e aggiungerei per i giovani colleghi che in questo momento sono, diciamo, il nostro principale focus di attenzione e di impegno. Sottoscrivo i dati che la consigliera ha riportato prima riguardo alla situazione piuttosto difficile che sta attraversando la categoria in questo momento in termini di carenza e soprattutto anche di difficoltà e di scarsa attrattività della professione, oltretutto aggravata da un alto tasso di abbandono alla scuola di formazione. Sono molto contento e riporto appunto il saluto anche da parte di tutto il Consiglio, sia di Venezia anche del Veneto, perché questo primo passo verso il riconoscimento della dignità della professione del medico di medicina generale che si avvicina al riconoscimento ufficiale universitario ed è anche un bel segnale che questa azione sia stata fatta all'unanimità del Consiglio regionale del Veneto. Volevo aggiungere che appunto ogni sforzo sia del sindacato FIMG ma anche degli altri sindacati verte a mettere in condizione i colleghi, soprattutto i più giovani ma non solo, di lavorare in sicurezza ogni giorno, in luoghi di lavoro sicuri e anche da un punto di vista, diciamo, dello snellimento del carico burocratico, come giustamente ha sottolineato prima la consigliera Bigon. È un primo passo, dicevo, di questa legge che va verso una giusta direzione. Vorrei fare 2 annotazioni, ci sono modifiche, ci sono degli aspetti che vanno sicuramente perfezionati. Ma che confidiamo sicuramente nell'iter parlamentare. Ecco, un'ultima notazione che vorrei evidenziare è di cercare il più possibile di valorizzare il grandissimo lavoro che è stato fatto dai colleghi, tutor mentori, tutti i principali attori che hanno partecipato con grande passione alla riorganizzazione graduale, direi. Ogni anno ha aggiunto caratteristiche nuove, ogni sforzo per renderla appunto a misura di medico di medicina generale. Aggiungiamo anche, nonostante le difficoltà della carenza, perché sono stati fatti veramente sforzi notevoli per cercare di conciliare l'attività oraria di frequenza della scuola con le incombenze e gli impegni ovviamente necessari dei colleghi che durante la scuola dovevano anche portare avanti gli ambulatori. Ecco, su questo mi sento di dire grazie per il grande lavoro
dei colleghi che hanno partecipato e che partecipano come tutor, confidando che questo lavoro non vada disperso ma viceversa valorizzato e riconosciuto anche quando questa formazione sarà universitaria. Grazie ancora a tutti. Grazie al segretario FIMG Veneto, grazie mille dottor Giuseppe Palmisano per la presenza e per le parole che ha detto. Effettivamente è così. E un ringraziamento forte vanno i medici che hanno dato la propria esperienza, l'insegnamento all'interno della scuola di formazione, e non solo, verranno sicuramente in questa proposta coinvolti, perché è stato proprio indicato che oltre all'aspetto universitario l'integrazione e la formazione da parte del territorio sarà fondamentale, per cui continuerà l'esperienza perché lo riteniamo assolutamente necessario, e nella predisposizione di questo progetto di legge, appunto poi approvato all'unanimità, è stato proprio previsto ed inserito. Io ringrazio intanto la capogruppo Vanessa Camani per essere qua, e Chiara Luisetto, vicepresidente della Commissione Bilancio, e la vicepresidente del Consiglio Francesca Zottis, a cui poi lascerò ovviamente la parola. E prima di loro volevo vedere se c'era il collegamento, come mi riferiscono a SCD, del dottor Giovanni Leoni, che ringrazio, ecco lo vedo, che lo ringrazio di essere presente, a cui lascerei la parola per un intervento. Allora il dottor Giovanni Leoni, che è il presidente CIMO Veneto. Grazie. Buongiorno consigliera, buongiorno a tutto quanto il Consiglio regionale. Io rappresento i circa 1000 iscritti alla Federazione CIMO FESMER, che rappresento i medici ospedalieri. I medici ospedalieri sono coinvolti non solo per la professione, ma anche per il tutoraggio per quanto riguarda i corsi formativi dei medici in medicina generale. Così ci rapportiamo con i giovani che frequentano anche l'ospedale, con uno scambio culturale che è estremamente utile anche per noi, per capire le impressioni che hanno i giovani e giovani dottoresse che si apprestano a iniziare questa carriera e magari già dal primo anno hanno un numero considerevole di iscritti, anche 1000, devono conciliare poi, bilanciare quello che è il periodo di insegnamento, di apprendistato e quello poi di pratica proprio della professione medica. Credo che l'evoluzione per quanto riguarda la gestione della salute a livello nazionale, l'evoluzione demografica e le necessità di formazione rendano assolutamente necessaria la proposta di legge, con cui mi complimento con il gruppo relatore per quanto riguarda una formazione a livello universitario quadriennale e con adeguamento di quelle che sono anche le borse di studio, le borse di specializzazione già noti. Mi associo a quelle che sono state le considerazioni dei colleghi che mi hanno preceduto. Volevo solo fare una piccola sottolineatura su quella che è la classificazione dei codici bianchi, che è sempre dibattuta da questo punto di vista, ricordando che è importante anche come viene fatta la classificazione. C'è una classificazione praticamente invertita tra codici bianchi e codici verdi per quanto riguarda la Lombardia e il Veneto, nel senso che alla fine in Lombardia, secondo fonti varie, il 10% sono classificati come dei codici bianchi e il 75% sono verdi. E al contrario, per quanto riguarda il Veneto, abbiamo circa il 55% di accessi classificati come codici bianchi, il 20% come codici verdi. Quindi diciamo quella che è la pressione dei pronti soccorso, che è una roba diciamo che a noi ovviamente come ospedalieri interessa moltissimo, deve essere anche classificata su quella che è la riduzione di offerta circa del 20% a livello ospedaliero di quella che è la gestione come numero di posti letto, come reparti, come visite specialistiche, quello che è la necessità poi di accesso alla salute per i cittadini che non possono pagare in tasca loro e quindi devono aspettare i tempi del servizio sanitario nazionale, quindi le cosiddette liste di attesa. Il carico quindi molte volte nei pronti soccorsi con classificazione dei codici bianchi, nella stragrande maggioranza dei casi ci sono anche prestazioni che alla fine, secondo le classificazioni, vengono classificate differentemente e quindi con necessità di esami strumentali, e esami biomorali e esami specialistici
che ben difficilmente possono essere risolti a livello del medico di medicina generale, che ha le sue possibilità naturalmente, ma anche dei limiti. E anche quello che è il carico, diciamo, di costo per quanto riguarda il codice bianco del Veneto fino a 100 euro rispetto a quello della Lombardia, che praticamente il codice verde non ha, deve essere anche considerato, anche per quei costi che sono sulla popolazione. Quindi nell'apprezzare il nuovo corso, speriamo, di quella che sarà la formazione dei medici di medicina generale, dobbiamo far ritornare le competenze e non snaturare quella che è la loro professione, che è una professione di prossimità, di continuità di assistenza, di contatto con il cittadino in maniera sistematica, durevole negli anni, che poi è la caratteristica di quello che è questo tipo di lavoro, da quello che mi raccontano i colleghi, e quindi superare quello con la possibilità di dare, assieme a una diversa formazione, anche dei tempi di disponibilità di assistenza clinica ai pazienti nel laboratorio medico di medicina generale e una diminuzione con il supporto di attività di segreteria di quello che è il carico burocratico, perché è quello che ci raccontano i giovani quando gli chiediamo la loro vita, il loro impatto, il loro tipo di attività per quanto riguarda la loro esperienza fuori da quella che è la facoltà di medicina e chirurgia nell'accesso, e anche la ricezione di quelle che sono molte volte le lamentele dei medici più anziani o dei medici prepensionati che lamentano quello che è il carico burocratico che gli soffoca durante il lavoro fino all'80%, mi raccontano, della loro attività, ben oltre quello che è l'attività di front office, ma che li coinvolge anche in molte ore della giornata per attendere appunto tutti quanti gli obblighi che sono loro affidati. Grazie. Grazie al dottor Giovanni Leoni, il cui intervento è stato importante perché ha posto l'attenzione anche su alcuni aspetti. Da una parte appunto quello che è il costo del cittadino nel momento in cui accede al pronto soccorso. Noi sappiamo che a livello nazionale c'è un introito di circa 33 milioni di euro, di cui il 50% circa è esclusivamente del Veneto, per cui effettivamente abbiamo così tanti codici bianchi all'interno dei nostri pronti soccorsi e quindi anche un costo a carico del cittadino. Dall'altra parte dobbiamo effettivamente valutare la riclassificazione di quelli che possono essere i codici, nello stesso tempo però oltre a dare supporto amministrativo ai medici di famiglia dobbiamo assolutamente intervenire anche con della strumentazione che era stata anche promessa. Io credo che sia fondamentale all'interno di una medicina di prossimità e anche di prevenzione e porre l'attenzione a tutta quella strumentazione tecnica di cui il medico di famiglia necessita per poter fare magari le prime diagnosi e anche analisi. Per cui grazie dottor Giovanni Leoni. So che c'è in collegamento anche, se non sbaglio, dottor Frapporti Guglielmo, che lascerei la parola per un intervento. Beh, molto breve, grazie. Grazie dottor Guglielmo. Io sono qua solo come vecchio medico di famiglia che ha partecipato fin dal 1996-97 all'organizzazione della formazione dei medici di famiglia, prima con gli animatori di formazione e poi con l'inizio della scuola dopo la delibera regionale nel 2004. Ecco, solo per dire cosa, quello che Cristiano e Palmisano hanno già detto, che la scuola di formazione del Veneto è anche un patrimonio di questa regione, anche della tradizione storica di questa regione, che ha sempre avuto un'attenzione all'integrazione tra sanitario e sociale. La scuola ha prodotto un sapere enorme. Diciamo questo è stato un percorso perché in Italia la medicina di famiglia non aveva un sapere strutturato, viveva di pratiche nobilissime, antiche del medico condotto, ma non un sapere strutturato. Siamo stati molto in ritardo rispetto all'Europa e le scuole regionali hanno fatto quello che hanno potuto. Nel Veneto credo che la scuola abbia espresso livelli di alta qualità sia nella ricerca scientifica con pubblicazioni su riviste internazionali, ma anche dopo per la capacità
di tradurre magari diciamo in settori, se vogliamo, di tipo sperimentale ma tradurre nella pratica i saperi, e ne abbiamo dei modelli di eccellenza in alcune medicine integrate, ma anche in alcuni accordi che poi sono stati fatti a livello regionale. Quindi dal sapere alla pratica, dal sapere alla organizzazione dell'attività. Ecco, direi questo benissimo, il riconoscimento fondamentale, ormai anche lo aspettavamo da tanti anni, la proposta di legge è stata depositata mi pare 3 anni fa, e questo spinta al riconoscimento accademico della disciplina, benissimo, è anche una sfida credo per l'università, per un metodo nuovo, perché la medicina di famiglia ha contenuti disciplinari, ma soprattutto metodi operativi specifici, specialistici, che possono anche essere motivo di orgoglio e quindi diventare attrattivi per i nuovi medici. Anche ecco questo, perché l'università con questa sfida poi sperimenti metodi di formazione dove non si apprende solo il sapere disciplinare, ma soprattutto il saper fare, che è la sostanza per la concretezza, e direi soprattutto il saper essere nel ruolo del medico di famiglia, che è medico della persona oltre che medico di comunità. Quindi anche una sfida all'università che ci auguriamo che accolga con curiosità e interesse quello che è stato prodotto in questi anni, diciamo, da tanti medici di famiglia. Ecco, quindi bene l'iniziativa, e direi speriamo che a livello nazionale possa trovare ascolto anche questa proposta del Veneto. Grazie al dottor Guglielmo Frapporti, grazie mille per l'intervento. E lascerei ora la parola alla capogruppo, Vanessa Camani. Ovviamente io ringrazio il gruppo del Partito Democratico che da subito abbiamo collaborato e creduto in questa legge. Sì, buongiorno a tutti e un breve saluto, perché ovviamente sono qua per rappresentare il sostegno di tutto il gruppo alla proposta di Anna, che ringrazio per la pervicacia con cui ha costruito le condizioni affinché oggi si possa finalmente dire di aver raggiunto questo risultato. Lo ha fatto utilizzando il metodo che come Partito Democratico pensiamo debba essere sempre al centro della nostra azione politica, e dunque fondato sull'incontro, sul dialogo, sul confronto con la categoria e i professionisti che ci hanno aiutato, devo dire, ci hanno accompagnato in tutta questa legislatura molto difficile anche per i temi che abbiamo affrontato connessi alla questione sanitaria. Questo progetto di legge, anzi questa legge della Regione del Veneto, in realtà per noi è fondamentale perché ci aiuta ad aprire una discussione su un tema che riteniamo cruciale, e cioè della capacità che le istituzioni possono avere nell'offrire i servizi sanitari più importanti ai cittadini. Perché attraversiamo una stagione politica nella quale spesso le istituzioni applaudono quando i professionisti mettono a disposizione le loro competenze, ma raramente poi a quegli applausi consegue un'azione, una decisione che consenta a quegli stessi professionisti di poter svolgere la loro professione in maniera seria. E i medici di medicina generale sono l'esempio più lampante in questo grande tema che è la svalutazione e la crisi del sistema sanitario nazionale, perché è evidente che il medico di medicina generale non è soltanto un presidio, il primo presidio più importante per i cittadini e per la loro salute, ma è l'architrave su cui poi si poggia tutto il resto del sistema, che passa dai pronti soccorsi, dai codici bianchi, dai tanti temi che in questi anni abbiamo affrontato insieme. Questa peraltro che portiamo a termine è una delle tante proposte che anche insieme a voi, in dialogo con voi, in questa legislatura abbiamo provato a mettere in fila, perché è chiaro che arriviamo a ipotizzare la scuola di formazione, o meglio il corso di specializzazione universitaria, perché siamo partiti registrando quanto sul corso di formazione dei medici di medicina generale in questi anni la Regione del Veneto abbia latitato. Quante volte ogni legge di bilancio
insieme ad Anna, presentiamo emendamenti per aumentare l'importo delle borse di formazione dei medici di medicina generale, quante battaglie abbiamo fatto per ridurre il numero degli assistiti, per consentire che la relazione di cura tra medico e paziente possa essere esercitata al meglio. Quindi diciamo, questo è un primo passo che noi abbiamo voluto fare, il gruppo ha investito convintamente sulla proposta di Anna, perché crediamo che questo debba essere un tema al centro dell'agenda politica di questa Regione, in un argomento su cui abbiamo ampie competenze e rispetto al quale, a nostro giudizio, la giunta Zaia-Lanzarin è stata inadempiente per troppo tempo. Un primo passaggio, Anna, un primo obiettivo raggiunto rispetto alle tante cose da fare che ancora abbiamo in agenda per consentire ai medici di medicina generale e agli aspiranti medici di medicina generale la dignità piena e il riconoscimento della dignità piena della loro professione. Grazie. Grazie mille a Vanessa Camani. Lascerei adesso la parola a Francesca Zottis, vicepresidente del Consiglio. Grazie. Ringrazio anch'io Anna e ringrazio chiaramente gli ospiti che abbiamo qui presenti, che sono ospiti, insomma, ha ragione la capogruppo con cui c'è sempre stata una fattiva collaborazione per comprendere anche meglio cosa significhi essere medico di medicina generale nelle varie anche situazioni in cui si trovano, perché sono situazioni territoriali completamente diverse. Un conto è fare, diciamo, sempre medico di medicina generale in una grande città, in una città media, un conto è fare medico di medicina generale nelle isole piuttosto che magari in montagna. E quindi questo è sicuramente un passo importante, quello che è stato fatto con questo progetto di legge, perché pensiamo che investire nella medicina generale sia anche il modo più concreto e migliore per l'accessibilità alla salute, ma anche per la continuità di cura e per la capillarità della stessa. Siamo di fronte, era importante arrivarsi adesso e spingeremo perché poi diventi realmente legge a livello nazionale, perché siamo di fronte anche a delle trasformazioni importanti, ad una carenza per sottovalutazioni anche da parte del livello regionale di quello che è in qualche modo il turnover che ci sarà e che c'è già, dei pensionamenti, ma non solo, della crisi proprio della professione stessa in questo momento, di trasformazioni di come dovrebbero essere le future aggregazioni, e quindi questo può essere un elemento di investimento nei percorsi di formazione. Non è l'unico, l'intento nostro è continuare a chiedere i supporti che prima sono stati detti anche in termini, diciamo, di supporto dall'aspetto burocratico, quindi delle segreterie, ma non è solo questo, anche di quelle che saranno le future organizzazioni. Un patto con la medicina generale deve esserci a livello anche regionale, sia sui percorsi di formazione, di empatia, ma anche su quello che è la strutturazione e l'organizzazione, che è la base per garantire sia al cittadino equità, ma anche solidità e continuità al medico, che poi deve trovarsi in una situazione di tranquillità per riuscire ad affrontare le problematiche sempre più diverse e sempre più complesse del cittadino stesso. Grazie, e grazie a voi, grazie ad Anna. Grazie a Francesca. Lascio la parola alla consigliera Chiara Luisetto, che è vicepresidente della Commissione Bilancio e commissaria della Salute. Grazie. Mi unisco ai ringraziamenti perché è un primo passo, ma è un primo passo veramente importante. Averlo portato a casa all'unanimità dà il segno di dover ritornare a considerare i medici di medicina generale un punto di riferimento. Quello che in questi anni, in maniera forse un po' subdola, qualche volta un po' strisciante, si è perso, nel senso che tante volte abbiamo sentito a mezza voce sì, ma tanto ci sono gli specialisti, se uno ha bisogno va da un'altra parte. Invece noi abbiamo la necessità che l'accessibilità e l'equità rispetto alle cure partano proprio dal medico di medicina generale, da questa professione poco valorizzata, poco considerata, che invece è fondamentale nella vita quotidiana di tutti. Perché dico che è fondamentale per l'accessibilità? Perché sa di eguaglianza, sa di rispetto della dignità e sa di rispetto della salute delle persone. Avere medici che possano fare il loro lavoro, che abbiano possibilità di carriera, che vivano con, come dire, felicità, anche mi viene da dire, la propria professione, perché sempre di più stretti tra la burocrazia, le maglie di norme che non li valorizzano e una gestione territoriale di un numero di pazienti talmente elevato da non poter esercitare pienamente il proprio ruolo, crediamo che non si stia andando per loro in questa direzione. Allora davvero il mio è semplicemente un grazie ad Anna, ai professionisti, alle categorie che li supportano, e anche un segno di
responsabilità da parte delle istituzioni, a mio avviso, che devono sempre più ritornare alla sostanza. Vorremmo una regione, quando ci ragioniamo, che si occupi molto di più delle persone, del loro stare bene, più che di grandi infrastrutture, grandi e roboanti concetti di eccellenza. Proviamo a ritornare al bene delle persone, dei professionisti e di chi ogni giorno si occupa della nostra salute. Grazie. Grazie a Chiara. Se non ci sono altri interventi, anche quelli programmati in collegamento sono stati fatti, allora io vi ringrazio veramente tutti, ringrazio ovviamente le colleghe consigliere, ma tutto il gruppo. È un bel primo passo, credo molto importante, anche dopo anni di lavoro e di collaborazione con i medici, col gruppo del partito a livello regionale, e quindi credo che sia veramente un'aspettativa che noi adesso dobbiamo portare avanti anche a livello nazionale, e lo faremo sicuramente. Non solo, la nostra battaglia, le nostre richieste, le nostre attività proseguono, perché crediamo che sia veramente un punto fondamentale la medicina territoriale, e dovremmo appunto ottenere quello che è il supporto amministrativo, fondamentale per lo svolgimento dell'attività, perché il medico deve fare il medico, e lo faremo anche richiedendo quelli che sono gli strumenti necessari per svolgere il miglior dei modi quella che è l'attività che secondo noi è fondamentale per il settore della sanità pubblica, che è la prevenzione. La prevenzione e poi la ricerca. E il medico di famiglia di questo la fa da padrone. Per cui vi ringrazio veramente tutti e grazie.